Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi venerdì 18 febbraio. Ieri è andato in onda su Rai 2 lo speciale girato nei giorni scorsi a Chioggia e trasmesso nell'ambito della candidatura al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2024. La troupe è rimasta a Chioggia dalla mattina alla sera in una giornata di brutto tempo dopo un paio di mesi di siccità e di giornate primaverili. Nonostante il cielo grigio, il cameraman è riuscito a fare un ottimo lavoro e il montatore ha completato l'opera dando a Chioggia una versione ridotta ma corredata da una calzante descrizione realizzata dalla giornalista Daniela Bisogni, che ha seguito scena dopo scena lo svolgersi della narrazione. Tante ore di girato per 2 minuti che hanno messo Chioggia in risalto sulla rete nazionale, un'opportunità che speriamo si possa ripetere includendo tutti coloro che da questo passaggio per ragioni di tempo sono rimasti esclusi. SD Auto. Aperta a tempo pieno tutte le sue attività di vendita nella sede di Borgo San Giovanni 1195 a Chioggia e in quella di via Emanuele Filiberto 27 ad Adria. Noleggio auto, officina, carrozzeria e centro revisioni. SD Auto vi aspetta. La sezione di Chioggia dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia si unisce al circolo di Chioggia del Partito di Rifondazione Comunista per annunciare la scomparsa di un militante dell'ANPI, Dino Baldin, amico e compagno e nel passato consigliere comunale, unendosi al dolore dei familiari. Annunciano che le esequie avranno luogo lunedì 21 febbraio alle ore 15:30 presso la chiesa parrocchiale di Sant'Anna. Si è tenuto a Venezia il quarto congresso della CISL di Venezia. I temi fondamentali per le nostre economie riguardano agricoltura e pesca, settori che non sono importanti solamente a Chioggia ma per tutta la città metropolitana di Venezia e che negli ultimi anni sono stati messi in seria difficoltà dalle scelte fatte della Comunità Europea. È intervenuto anche Pierpaolo Pivac, segretario generale, il quale sostiene che si rivela necessario valorizzare le produzioni, le quali permettono un'ottima qualità e una grande capacità verso l'esportazione. Riguardo il settore agricolo, le eccellenze del territorio che va dal Miranese al Cavarzerano all'area di Cona si distinguono per la qualità e la specificità. La filiera ittica invece vede Chioggia come prima tra le marinerie italiane per flotta e per pescato. Ora Piva afferma che si deve chiedere all'Europa di armonizzare le normative, le quali oggi risultano ostiche, soprattutto per chi pesca nel Mar Adriatico. Nei giorni scorsi è stato diffuso il report riguardante i traffici portuali nei porti di Venezia e di Chioggia e come era auspicabile rispetto al primo anno di pandemia il settore ha recuperato punti in percentuale. Venezia ha movimentato oltre 24,2 milioni di tonnellate, di cui in calo percentuale le rifuse liquide, in buona crescita le rifuse solide e in leggera crescita il general cargo. Perde anche il settore container. Chioggia ha superato il 1 milione di tonnellate movimentate, con tutti i settori in crescita, rifuse liquide, solide e general cargo. Per quanto riguarda il traffico passeggeri, dato che lo scorso anno lo stesso è rimasto fermo, non poteva che aumentare.
Il giorno 24 febbraio, giovedì, si terrà il Consiglio Comunale che, dopo le interpellanze e le interrogazioni e l'approvazione dei verbali delle precedenti sedute comunali, vedrà la necessità di nominare la Commissione per gli impianti sportivi comunali. Punti che sembrano di maggior rilievo sembrano essere la necessità di ricorrere a energie rinnovabili per cautelarsi dal caro bollette, un ordine del giorno del consigliere Barbara Penzo sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e uno di Montanariello sul Ponte della Fossetta. Su termini ambientali, gli ordini del giorno dei consiglieri Griguolo e Stecco. Sono 19 in totale i punti di discussione in cui consiglieri e giunta si dovranno confrontare. Come leggiamo su Venezia Today lunedì scorso, un uomo di Chioggia si è presentato all'ingresso del SERD di Mestre in via Calabria, brandendo un coltello e inveendo urlando. Si tratta di un ultra cinquantenne che ha terrorizzato i presenti, minacciando alcuni individui e forse per motivi di sicurezza economica. Un addetto alla sicurezza in servizio ha provato ad allontanare l'uomo e dallo stesso è stato minacciato di morte. Il vigilante ha quindi richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, inseguendo poi l'uomo che si allontanava. L'individuo è stato poi intercettato, bloccato e disarmato, portato poi in questura per l'identificazione. Preoccupazione per la possibilità che l'Unione Europea ceda alla richiesta da parte della Croazia sulla denominazione Prosek, a quanto si evidenzia dalle parole del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che definisce scandaloso e imbarazzante ciò che sta accadendo. Non è possibile che l'Europa possa autorizzare che il termine Prosek, che definisce una tipicità veneta, diventi denominazione di un vino croato. Secondo Zaia, l'Europa deve chiudere velocemente questa partita. Tra i tanti motivi di un ossequio al Prosek, afferma Zaia, c'è una riserva del nome con un decreto del 2009 che firmai, appunto Zaia a parlare, quando ero ministro, riconosciuto dall'Europa, e c'è il pronunciamento dell'UNESCO che nel 2019 ha dichiarato patrimonio dell'umanità le colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene. A ciò si aggiunge inoltre una serie di motivazioni storiche. La prima menzione del termine Prosecco risale al 20 settembre del 1382. Con il termine si è sempre definito lo specifico vino proveniente dai territori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, legame su cui si basa la DOC Prosecco. Prosek è il nome che era stato dato durante il periodo di dominazione austro-ungarica alla città di Prosecco nella seconda metà del XVI secolo, riportato a Prosecco in una denominazione cartografica successiva. Ciò sottolinea il fatto che Prosek e Prosecco indichino la stessa area e quindi abbiano la stessa identità. Solo qua, conclude Zaia, si può parlare di Prosecco e di Prosek, un'area geografica che nulla ha a che fare con il territorio croato.
Per il prossimo triennio sono state previste risorse consistenti da investire nel territorio, afferma Jonathan Montanariello, vicepresidente alla seconda commissione in Regione Veneto che si occupa di politiche del territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici e ambiente. Si tratta di 173 milioni di euro per 106 interventi che andranno realizzati nei prossimi 3 anni, programma approvato dalla seduta di ieri senza voti contrari. Per quest'anno le risorse equivalgono a 136 milioni, 51 dei quali in pronta spesa, che saranno 45 gli interventi che ne beneficeranno e che riguarderanno gli ambiti trasporto, intermodalità e cultura. Secondo Montanariello, alcuni finanziamenti si riveleranno fondamentali per alcune realtà locali per non aumentare il divario rispetto alle altre. Conclude Montanariello affermando che il Veneto non può viaggiare a 2 velocità, gli squilibri tra i territori vanno appianati. All'ospedale All'Angelo di Mestre è stato inaugurato un nuovo bar dalla presenza del direttore generale dell'ULSS Tre Serenissime Edgardo Contato e del presidente della Veneta Sanitaria Finanza di Progetto Giuseppe Russo, una struttura, questo bar, a cui possono accedere sia i dipendenti che i visitatori. Come ha affermato Contato, l'ospedale vuole offrirsi come struttura accogliente oltre che efficiente. Il punto ristoro è stato infatti ristrutturato e continuerà ad essere gestito da Sodexo Italia, che all'interno dell'ospedale si occupa anche di ristorazione, pulizie e lavanderia. Molteplicità di servizi vengono offerti nella nuova struttura, dai servizi bar alla pasticceria al take away, oltre alla che rivendita di giornali e titoli di viaggio per il trasporto pubblico. Come afferma il presidente della Veneta Sanitaria Finanza di Progetto Giuseppe Russo, una struttura così innovativa qual è l'ospedale All'Angelo necessita di proposte per accontentare l'utenza e i lavoratori. Saranno 10 dipendenti che verranno occupati nella struttura. Il progetto, partito 6 mesi fa, ha rivoluzionato l'intero arredamento. Massima attenzione alla sostenibilità, tutti i materiali sono realizzati in fibra di carta o materiale compostabile, quelli a contatto con gli alimenti. La stessa Sodexo si occuperà della sanificazione degli ambienti. Come rimediare al caro bollette che sta realisticamente mettendo in difficoltà famiglie e aziende? Il ritorno al nucleare proposto 20 anni fa da Berlusconi sembra sia la soluzione più rimpianta, almeno a sentire l'opinione del semplice cittadino, soprattutto in quanto gli stati confinanti hanno impianti che distano a un tiro di schioppo. La voce popolare sostiene che servono energie alternative, il no al progresso, che sia GPL o nucleare o al MOSE o a qualsiasi altro progetto che cerchi innovazione, prima o poi si finisce col pagarlo. Le difficoltà di approvvigionamenti energetici ora le paghiamo con un aumento spropositato delle bollette di consumo. Nel mondo sono 440 i reattori a fissione nucleare, forniscono il 10% della produzione mondiale di elettricità. Il nucleare in fase di ricerca studia invece il processo della fusione nucleare. Probabilmente per la metà del secolo verrà realizzato il primo reattore per produrre energia elettrica e immetterla nella rete.
Il consumo si sta allontanando dai combustibili fossili verso le energie pulite, macchine motoelettriche, motori elettrici per camion, per pescherecci, macchinari green industriali. Nei prossimi anni la necessità di corrente da fonti alternative sarà sempre più massiccia e da qualche parte la si dovrà cercare, o impareremo a produrla o la pagheremo secondo le leggi di mercato. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 18 febbraio, è la farmacia Fornasiero al Duomo in Corso del Popolo, io vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti!